Domenica 4 milioni e mezzo di persone saranno chiamate alle urne per votare anche il presidente della regione. 1000 sono i candidati che si contenderanno i 70 posti di deputati all'Assemblea regionale siciliana. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì prossimo 26 settembre a partire dalle ore 14. Domenica 25 settembre, insieme alle elezioni politiche dalle 7 alle 23, i residenti in Sicilia potranno votare anche per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Gli aspiranti alla poltrona di governatore sono 6, le liste ben 137. I candidati a diventare deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono oltre 1000 per appena 70 seggi da assegnare. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle ore 14. I candidati alla presidenza della regione sono Renato Schifani, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima l'Italia, Salvini Premier, Popolari Autonomisti, Democrazia Cristiana, Caterina Chinnici, sostenuta da Partito Democratico e 100 Passi per la Sicilia, Nuccio Di Paolo, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea siciliana, candidato al Movimento 5 Stelle dopo la rottura dell'alleanza con il Partito Democratico. Quindi Gaetano Ormao, ex assessore della Giunta Musumeci, è il candidato di Azione Italia Viva. A seguire Cateno De Luca, il candidato indipendente sostenuto da Sicilia Vera, De Luca sindaco di Sicilia, Sud chiama Nord, Orgoglio Siculo. Con Cateno, Basta Mafie, Terra d'Amuri, Giovani Siciliani, Autonomia Siciliana, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia. Quindi per ultimo Eliana Silvia Saturnia Esposito, detta Eliana, sostenuta dalla lista Siciliani Liberi. Il sistema elettorale prevede un solo turno, i 4.606.564 cittadini siciliani si trovano davanti a una scheda unica, ma l'elettore dispone di 2 voti, uno per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di presidente della regione, l'altro per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estenderà automaticamente anche alla lista regionale collegata. È prevista quindi la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro, quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per un deputato all'ARS e una preferenza per un candidato alla presidenza della regione, appartenente a uno schieramento politico differente. Per l'elezione dei 70 deputati dell'Assemblea regionale siciliana, cosiddetta ARS, viene adottata la seguente ripartizione: 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale. 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetterà al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze, un seggio spetta al candidato alla presidenza della regione eletto, 6 seggi vengono assegnati all'interno della listina regionale del candidato presidente, cosiddetto listino. È una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata e al presidente della regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all'ARS. I seggi non utilizzati sono distribuiti con un criterio proporzionale alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento. È proclamato presidente della regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. È proclamato presidente della regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. Domenica 25 settembre all'interno del portale elezioni.regione.sicilia.it sarà fornito il dato di affluenza alle urne alle ore 12. 19 e 23, lunedì 26 settembre invece i dati relativi alle operazioni di scrutinio man mano verranno trasmessi dal Dipartimento delle Autonomie Locali delle prefetture territorialmente competenti.